Maria Grazia Brandara torna a Licata per guidare nelle vesti di commissario straordinario il comune dopo la decisione del Consiglio Comunale di sfiduciare il sindaco Candiano. Onorevole Brandara, lei aveva preso le redini in mano del comune dopo Dario Cartabellotta, ecco, adesso torna a Licata, conosce bene le dinamiche che caratterizzano l'attività del comune. Questo avrà pesato secondo lei nella scelta del governatore, della giunta di affidarle questo compito? Credo proprio di sì, se devo essere sincera, anche perché sia la giunta che il presidente Crocetta sanno bene di quanto io abbia lasciato un pezzo del mio cuore nella città di Licata. È una città splendida e non le nascondo che sono anche un po' emozionata a dover ritornare lì a Licata e quindi continuare un'opera che avevo già in qualche modo iniziato. Quando si insedierà? Guardi, il decreto non mi è stato ancora notificato. Appena notificato il decreto sarà mia cura insediarmi al più presto, anche perché la città non può rimanere senza città. Quindi lo farò al più presto appena avuto notificato il decreto. C'è il tema caldo, il tema di grande attualità, quello che riguarda le demolizioni, la lotta all'abusivismo edilizio. In questo settore, in questo campo, come intenderà muoversi? Ma guardi, pensa ci sia una scelta di tipo diverso. Le sentenze si rispettano senza se e senza ma. Su questo bisogna fare chiarezza sin da subito. Però non mi piace questo concetto che Licata viene considerata come se fosse la città degli abusivi, come l'unica città degli abusivi. Noi dobbiamo, guardi, anche la stampa deve dare un grosso contributo per questo. Noi dobbiamo andare oltre questo concetto penalizzante. Ma lo dico perché sono stata 7 mesi alla guida della dilettissima città di Licata. Licata ha un patrimonio umano, artistico, architettonico, un patrimonio che è fatto di bellezza, di operosità, di laboriosità. Proprio la città di Licata ha intrapreso comunque un percorso di legalità abbattendo gli abusi che sappiamo per la maggior parte di necessità, o per colpa, dobbiamo essere estremamente sinceri, o per colpa di una politica che nel tempo ha chiuso un occhio, anzi due, perché purtroppo si è cercato di, come dire, di catturare il consenso piuttosto che formarlo. Subito dopo l'insediamento pensa di incontrare l'ex sindaco Candiano? Assolutamente sì, come è corretto che sia, oltre al sindaco anche tutte le altre forze che sono state e sono presenti nella città di Licata. Io dovete considerare una cosa, che poi è lo spirito del commissariamento. Il commissario va lì per sostituirsi in questo caso a sindaco, giunta e anche consiglio. È chiaro che non va lì per dettare legge,